Euroregione.news. Torna Terminal, circo a Udine, dal 16 al 25 giugno. Eventi, spettacoli e divertimento sotto il tendone da circo e all'aria aperta nel Parco Moretti. Il direttore artistico Davide Perissutti ci racconta il programma. Terminal 2023, per quest'anno abbiamo una novità, e cioè un festival che durerà 10 giorni interi, quindi un programma ricchissimo di appuntamenti, non solo spettacoli dal vivo ma anche esperienze multimediali, racconti immersivi, laboratori, presentazioni di libri, per cui ci sono un sacco di attività che si possono fare al Parco Moretti, perché ritorniamo al Parco Moretti anche quest'anno, dove si potranno passare veramente intere giornate, interi weekend all'aria aperta e immersi nel verde. I principali spettacoli e le principali attività si svolgeranno nei weekend, ma anche durante la settimana ogni sera ci sarà una proposta performativa in tendone. Nei weekend abbiamo un sacco di laboratori che vanno dai laboratori di circo fino ai laboratori di costruzione di oggetti con materiali riciclati a cura di Casaupa, per cui veramente un sacco di attività che si possono fare in famiglia o laboratori anche per magari persone che già fanno circo a livello amatoriale, per cui laboratori di circo con artisti professionisti che vengono da tutta Europa. I principali spettacoli che mi sento di segnalare per i 2 weekend sono l'arte lejosiane o l'arte della resistenza, per questo weekend 17-18 di giugno alle 20:30 il sabato e alle 19 la domenica, o ingresso libero, o nel secondo weekend una proposta tutta italiana che si chiama Bello, uno spettacolo che viene dal Piemonte. Durante la settimana invece appunto in tendone gli spettacoli sono a pagamento e veramente anche qui c'è una varietà di proposte molto ampia. Si va dagli spettacoli per bambini con un clown neozelandese che presenterà Funny Business il primo weekend, a appuntamenti settimanali di circo contemporaneo come lo spettacolo di Kolja Hunjek, che è uno spettacolo di ricerca nel campo del circo contemporaneo, che è stato selezionato da una importante piattaforma europea che si chiama Circus Next, e che quindi siamo molto orgogliosi di poter ospitare a Udine. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.